5 siriani e 2 egiziani sarebbero loro gli scafisti responsabili dell'orrore vissuto ieri da un gruppo di migranti eritrei, presi a frustate e picchiati sulla zattera della Speranza a pochi metri dal traguardo e costretti a buttarsi in mare. È l'ennesima storia di un dramma, quello del traffico di clandestini, è l'epilogo di una tragedia annunciata avvenuta ieri a Scicli nel Ragusano, una spiaggia diventata celebre perché scenario di una fiction, quella del commissario Montalbano, diventata però teatro di una cruda realtà. Scicli registra un bilancio tragico, uno sbarco di cadaveri. Erano 160 migranti a bordo di un peschereccio, tutti eritrei. Sulla spiaggia i corpi di 13 uomini, ma il bilancio si è aggravato con la morte di una 14ª persona avvenuta nella notte all'ospedale. Ed il bilancio sarebbe stato ben peggiore se non fossero intervenuti in loro soccorso un bagnino ed un carabiniere, Michele Gambaro e Carmelo Floridia, divenuti loro malgrado degli eroi che hanno strappato alla morte decine di vite. Alcune delle 14 vittime sono state identificate, 3 erano in possesso di documenti, mentre altre 2 sono stati riconosciuti da familiari, un fratello e un cugino che erano in viaggio con loro. Ai 7 scafisti viene adesso contestato il reato di morte a seguito dell'evento criminoso e secondo gli ultimi dati sarebbero ben 25.000 i morti negli ultimi 20 anni nel Mediterraneo, 2.000 nel 2011, 1.700 lo scorso anno e nel frattempo non si arresta l'onda di sbarchi sulle coste siciliane. Nella notte 2 operazioni di soccorso sono state condotte dalla Guardia Costiera nel canale di Sicilia. Si tratta di un gommone con a bordo una decina di migranti intercettato al largo di Lampedusa ed un barcone con a bordo 106 migranti soccorsi a 100 miglia sempre di Lampedusa. In entrambi i casi gli extracomunitari sono stati trasbordati su una motovedetta della Guardia Costiera e condotti sulla Meggiore delle Isole Pelagie.